Benvenuti a tutti. Beyond Change, questo è il secondo appuntamento, il secondo webinar dei 4 organizzati da Venice Promex, l'Agenzia per l'Internazionalizzazione, espressione del sistema camerale del Veneto. Un'attività realizzata, come abbiamo detto anche la scorsa volta, nell'ambito del progetto Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione, finanziato dalla Regione Veneto e anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ma qual è l'obiettivo? Beh, innanzitutto motivare le imprese ad innovarsi, a cogliere le opportunità che offrono ad esempio gli strumenti digitali, i nuovi modelli di organizzazione del lavoro, anche la finanza alternativa. Spiegheremo anche questo nei prossimi webinar. Allora, parliamo invece di questo progetto. Ma che cos'è il progetto Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione? Nasce dalla volontà appunto della Regione del Veneto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia di attivare azioni comuni a favore appunto della internazionalizzazione delle imprese del territorio, a favore della cultura d'impresa, della digitalizzazione dei processi, della conoscenza dei mercati esteri e delle occasioni di investimento, però diciamo in chiave multinazionale. Sono coinvolti numerosi attori del territorio, tra cui la Finest SPA, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Venice Promex. Aderiscono all'accordo anche Union Camera Veneto, la Camera Artigianale della Regione Istriana e la Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia, come ingresso appunto per l'area dei Balcani. Allora, oggi parleremo di quando la leadership è smart, e questo è l'argomento del webinar che andremo tra poco proprio ad affrontare, ma intanto vi do anche, diciamo così, delle anticipazioni dei prossimi webinar. Il 22 novembre l'internazionalizzare con la finanza alternativa a guardare il futuro, il 29 novembre accesso agli strumenti nazionali di promozione dell'export e di penetrazione commerciale e di patrimonializzazione dell'impresa. Allora, entriamo nel vivo del webinar di oggi. E oggi parleremo appunto dello smart working, dello smart management, della gestione delle relazioni a distanza sia con i dipendenti, i collaboratori, con i fornitori, con la rete vendita sia in Italia che all'estero. Le implicazioni di questo nuovo modello, di questo nuovo paradigma organizzativo, la managerialità del singolo, il monitoraggio dei carichi di lavoro, lo sviluppo di nuovi manager intermedi capaci di gestire appunto il lavoro e il progetto. E lo facciamo con Laura Venturini. Intanto do subito il benvenuto. Grazie. Benvenuta Laura. Allora, intanto presentiamo la nostra speaker di oggi, la nostra relatrice, fondatrice nel 2014 di Quindo, che è un'agenzia SEO senza uffici e con uno staff interamente, possiamo dirlo, al femminile. E naturalmente, essendo smart work, che coordina da remoto. Che cosa fa la Quindo? Allora, aiuta aziende, imprenditori, noti brand a gestire la reputazione online, quindi la web reputation, aumentare la propria visibilità su Google. A dicembre del 2019 Laura Venturini ha anche curato l'edizione italiana di Smart Leader, che è appunto una guida nella, diciamo, proprio leadership da remoto, che è proprio quello di cui parleremo oggi. Laura, io ti ho presentata, ma credo che ci sia molto altro, no? A quello che abbiamo detto naturalmente nella tua presentazione. Io partirei subito con la domanda: quando la leadership è smart? Lo smart working è un tema di grande attualità in questo periodo. Comincerei proprio col dire quali sono le motivazioni che spinge, diciamo, un'azienda ad adottare un nuovo sistema di lavoro organizzativo. Mi viene da dire che per noi è nuovo, forse per te non lo è, però ti lascio la parola. Grazie, intanto grazie a tutti e buonasera a tutte e buonasera a tutti. Allora sì, io quando ho deciso di fondare la mia agenzia, la mia azienda nel 2014 non ho avuto dubbi. Io ho voluto fondare un'agenzia completamente in smart working perché mi sono concentrata su quelli che erano i vantaggi che credo siano assolutamente rilevanti per qualsiasi tipo di impresa. In primis, la cosa per me fondamentale era poter attingere ai migliori e alle migliori professioniste ovunque avessero deciso di vivere nel mondo, perché per me è totalmente indifferente se una persona che lavora per me vive a Buenos Aires, in Thailandia, a Milano o a Cosenza, non cambia assolutamente niente. Quello che conta è che sia la persona più adatta, migliore nel suo campo e che sia adatta
adatto appunto a lavorare nel mio staff e che quindi condivida i miei valori, la mia visione di impresa e che sia in grado appunto di portare avanti anche un'attività tecnica molto specifica. Chiaro è che questo mi pone come azienda anche in un grosso vantaggio competitivo rispetto alle altre, no? Quindi io riesco ad attirare grandi talenti, persone con una grandissima professionalità, a prescindere appunto da dove vivono, e anche rispetto ad aziende magari più grandi rispetto alla mia e magari anche più note a livello di brand, perché offro questo grande vantaggio ai dipendenti, che è una cosa veramente strategica per le aziende. Non solo, lo smart working permette di gestire i flussi in un modo diverso, no? Sicuramente la pandemia ci ha mostrato come in qualche modo sia possibile, quando si ha diciamo, a disposizione tecnologie anche non particolarmente complesse, gestire il carico di lavoro che si ha in azienda in remoto, quindi in pandemia l'abbiamo fatto a casa, ma di fatto possiamo farlo ovunque ci troviamo. Perché i flussi di lavoro sono più efficienti e quindi diventano un grosso vantaggio per le aziende? Perché ad esempio impariamo a sfruttare meglio la tecnologia, ma soprattutto abbiamo diciamo, un confronto con le persone operative all'interno dello staff che si occupano di determinati appunto, compiti, di determinati lavori. Uno dei segreti che dico sempre e che diventa un enorme vantaggio per l'azienda e per l'imprenditore è quello di ricostruire il flusso con o i manager che appunto dirigono gli staff operativi oppure direttamente appunto con le persone operative, poi chiaramente dipende molto dalle dimensioni dell'azienda. Un'altra cosa che secondo me è un grande vantaggio da un punto di vista aziendale è quello che si crea una vera e propria coesione. Nel momento in cui io condivido un valore, una visione anche del lavoro con le persone che lavorano con me e per me, io vado a creare veramente un team di persone coeso, che appunto mi sceglie, ci scegliamo e quindi abbiamo una certa visione del lavoro. Questo chiaramente aumenta tantissimo, non solo in qualche modo diciamo, la durata dell'impiego, no? Quindi in qualche modo io azienda ho chiaramente un dipendente che ha voglia di restare in azienda con me, ma in qualche modo aumento anche la produttività, perché vabbè, ci sono una quantità veramente ormai infinita di studi e di ricerche che dicono che le persone smart working producono meglio e producono di più. E poi, vabbè, chiaramente siamo tutti attenti da imprenditori alla questione della gestione dei costi ed è evidente che in smart working i costi si riducono di molto. Chiaro è che io devo mettere le persone che lavorano per me e con me nelle condizioni di poter lavorare, quindi con gli strumenti adeguati, ma sicuramente comprare anche il software più all'avanguardia, gli strumenti tecnologici più efficienti ed efficaci mi costerà sicuramente meno che non, per esempio, acquistare un ufficio o anche semplicemente affittarlo e avere comunque dei costi fissi. Quindi sicuramente anche da un punto di vista di costi è estremamente vantaggioso. Quindi quando io ho scelto di appunto aprire un'azienda non ho assolutamente avuto dubbi in tal senso, perché per me veramente quello che contava era la qualità del lavoro che offrivo, quindi del servizio che offrivo ai miei clienti, ma anche la qualità del posto di lavoro che offrivo alle persone che lavoravano con me, perché di fatto io credo che si crea un grande circolo virtuoso. Se le persone che lavorano con me sono felici, quindi i miei dipendenti sono felici, faranno felici i miei clienti. Se i clienti sono felici e aumenta il fatturato, a quel punto sono felice anch'io e siamo tutti felici. Tra l'altro la tua agenzia appunto, che è un'agenzia SEO, quindi un'agenzia di servizi, ecco, cioè, torniamo indietro, perché anche questa per noi è una cosa insomma relativamente nuova, e invece tu la conoscevi già nel 2003, sei stata veramente sì, una diciamo che precedo un po' i tempi su tutto. Sì. Allora, brevemente, la SEO di fatto si occupa di appunto ottimizzare i siti web o comunque i portali online affinché siano più ritrovabili dalle persone, no? Di fatto io creo un contenuto o un prodotto da vendere e faccio in modo, con la SEO, con una serie di attività che hanno a che fare con la tecnologia, con i contenuti e le parole e con tutta una serie di attività anche esterne al sito, faccio in modo che siano trovate dalle persone giuste per me, che sono quelle che poi diventano i miei clienti e quindi mi aiutano anche lì a aumentare il mio fatturato. E chiaramente a livello di, soprattutto, io lo dico anche questo, a livello anche di reputazione ormai è fondamentale. Quando noi conosciamo una persona e quindi stiamo selezionando il personale oppure parliamo
parliamo con un cliente o qualsiasi tipo di attività andiamo a fare, la prima cosa che facciamo di norma è cercarlo su Google. Quindi di fatto sì, la SEO serve a questo, a farci trovare nel momento giusto Soprattutto dalle le persone foto. giuste. Guardiamo soprattutto le foto della persona che dobbiamo incontrare. Anche sì. Ma senti, un'altra curiosità poi che mi viene è che tu sei di formazione, diciamo di estrazione, una filologa, cioè sei laureata in filologia, quindi apparentemente niente sembra così tanto distante, no? La filologia da questi nuovi strumenti così, sia modelli di lavoro, sia gli strumenti digitali. Eppure l'origine dell'universo, tanto per usare un po' una citazione che conosciamo in campo artistico, è partita, la tua origine dell'universo è partita da qui, dalla tua laurea forse, Sì, no? Dei sì. tuoi studi. Vabbè, io come tutti coloro che studiano lettere o molti di quelli che studiano lettere sognavo di lavorare in casa editrice, fare la scrittrice, eccetera, eccetera. Poi io ho un'altra grande passione che sono gli animali e quindi cercando di aiutare una serie di volontarie romane a far adottare dei cani mi sono posta il quesito, ma come faccio a far trovare i cuccioli trovati sulla Cassia a Roma da una signora a Venezia o a Milano che magari sta cercando un cucciolo di simil Labrador? E così nel 2003 ho iniziato a studiare appunto la SEO e tutto quello che ha a che fare con i motori di ricerca. A cosa mi ha aiutato la mia formazione umanistica? La mia formazione umanistica mi permette di avere una visione, diciamo, più a 360 gradi sui problemi. Io lo dico sempre, cioè oggi più che mai le cosiddette soft skills sono fondamentali nel mondo del lavoro e sicuramente poi chiaramente il lavoro che faccio io nello specifico ha un che di umanistico, perché comunque i motori di ricerca hanno a che fare con la modalità in cui le persone cercano le cose, no? Quindi in qualche modo è uno dei tasselli del mio lavoro, semplicemente declinato con uno strumento diverso che è la tecnologia e l'informatica. Infatti questo dimostra che cioè, può essere alla portata di tutti, basta comunque calarsi, no? Non è che ci vuole poi tanto, no? Alla fine. Senti, mi viene da pensare proprio a questo nuovo modello, diciamo, di lavoro, ma la selezione del personale, ad esempio, noi nell'immaginario collettivo tendenzialmente, sai, vuoi avere la persona di fronte, magari anche un po' studiare, no, la mimica, qualcosa, e invece che cosa succede? Si può fare tutto? Si può fare assolutamente tutto, non serve vedersi di persona, nel senso che oggi abbiamo la possibilità di valutare le persone attraverso chiaramente uno schermo, no? Quindi qualcosa che media la comunicazione. Di fatto ci sono molti modi per capire se la persona che stiamo selezionando fa per noi, no? Allora, ci sono ovviamente dei sistemi anche piuttosto sofisticati di questionari costruiti da psicologi del lavoro e proprio diciamo, delle modalità, dei processi di selezione incentrati sullo studio della personalità, quindi con dei quiz che si possono fare online. Io personalmente faccio in questo modo, io ho un processo di selezione per cui quando ricevo il curriculum appunto del candidato o della candidata, ovviamente una volta che l'ho letto, per esempio, per me è fondamentale la modalità in cui viene scritta la lettera di presentazione, no? Noi dalla lettera di presentazione io già capisco se la persona che si candida ha letto ad esempio chi sono, quali sono gli interessi della nostra società, se condivide i valori della società, quindi in qualche modo è già una sorta di preingresso. Come dicevo prima, ormai siamo tutti abituati a cercare su Google le persone, ovviamente nel momento in cui devo fare una selezione guardo il profilo LinkedIn del candidato o della candidata e poi inizia la selezione vera e propria, quindi invito a fare una conferenza, quindi una Skype call o comunque un incontro virtuale e in questo studio soprattutto la persona, cioè cerco di capire se la persona con la quale sto interloquendo ha quelli che sono le caratteristiche fondamentali per lavorare in smart working. Perché? Perché ormai sono 8 anni quasi che ho un'azienda completamente senza uffici, quindi completamente distribuita in smart working e ho capito quali sono assolutamente diciamo, le caratteristiche fondamentali, prima fra tutte la flessibilità, no? In qualche modo la pandemia ci ha dimostrato come essere flessibili e adatti al cambiamento, cioè sapersi adeguare al cambiamento sia assolutamente fondamentale per poter lavorare anche in contesti dinamici e in cambiamento, perché di fatto nessuno poteva prevedere la pandemia, ma ci sono tutta una serie di caratteristiche di cui dobbiamo per forza tener conto nel momento in cui siamo mediati, no? E quindi lavoriamo a distanza. Saper comunicare, che sembra una cosa banale, non lo è neanche quando si lavora in ufficio. Di fatto, saper comunicare bene è fondamentale, bisogna essere chiari, essere molto concisi, precisi quando si fanno delle comunicazioni.
E chiaramente nel momento in cui io parlo la mia conversazione ha un tono, se io ti scrivo un'email dovrò avere un'altra tipologia di comunicazione, devo essere in grado di comunicare su più livelli, non solo, devo essere una persona autonoma, in qualche modo mi devo autogestire, devo essere disciplinata, precisa e poi una cosa fondamentale è anche quella di essere curiosi e creativi, perché anzi, il fatto di stare in smart working spesso stimola creatività e curiosità nelle persone, no? Il fatto di poter autogestire il proprio tempo permette alle persone di tirar fuori anche in qualche modo il meglio, no? Delle proprie capacità, delle proprie competenze. Queste cose in un processo di selezione si provano ovviamente a intuire, poi è chiaro, non ci sono solo le soft skill, all'interno del mio processo di selezione c'è anche proprio un test pratico. È chiaro che io faccio un tipo di lavoro per cui è più semplice, ma io credo che con il proprio reparto risorse umane non sia impossibile studiare proprio un piccolo test, una sorta di quiz per testare quelle che sono le hard skill, invece proprio le competenze tecniche. È chiaro che più è chiaramente complessa la mansione o più è importante il livello quindi della persona che stiamo ad assumere, maggiore magari sarà, più lungo sarà il processo, maggiore sarà il numero di step da fare. Detto questo, si può fare, cioè io non so come dire, ho assunto delle persone anche durante la pandemia che non ho mai visto di persona, perché il mio staff lavora da Nizza a Reggio Calabria e quindi effettivamente sono ovunque, però non ho mai stretto la mano a nessuno, cioè lo stringerò nelle prossime settimane quando finalmente le conoscerò di persona e nel meeting aziendale. Ecco, non è che non vuoi stringere la mano, No, giustamente, assolutamente. non vedi l'ora, no, di conoscerle. Certo. È che sono talmente tanti i vantaggi da quello che ci hai illustrato finora dell'azienda Smart che ovviamente un imprenditore deve tenere conto di questo. Cioè Senti, invece per quanto riguarda la tipologia delle aziende, Laura, noi adesso, come dicevi, siamo sempre nell'immaginario nostro abituati a pensare che solo certe aziende possono essere smart come modalità di lavoro. Ecco, che cosa ci dici invece delle aziende che fanno anche produzione, che magari sì, nella nostra testa abbiamo più bisogno del contatto fisico, di vederci, di parlare, di vederla. Come si può ovviare? Ma in realtà anche questo è un po' un preconcetto, diciamo così. È chiaro che in aziende di servizi è molto più semplice e lì ci arriviamo tutti. È nata In così. realtà, esatto, in realtà si potrebbe gestire, anche se non è così scontato. Nelle aziende produttive anche questo si può fare, soprattutto perché non tutti i dipartimenti hanno la necessità di essere fisicamente, per dire, nella catena di montaggio o nella catena produttiva. Cioè un conto è se io costruisco un oggetto, ma anche se dovessi testare la qualità di un oggetto, ci sono molti modi per far reperire l'oggetto fisico. Ora voglio dire, Amazon fra tutti, ma a scendere ci ha insegnato che la logistica e comunque ormai i servizi anche di trasporti in tempi brevissimi sono possibili. Voglio dire, quanto incide il costo, per esempio, del trasferire un dato materiale da una città a un'altra o da un continente all'altro rispetto a far venire una persona da un continente all'altro o da una città all'altra? Cioè effettivamente, se si torna al concetto di riduzione del costo e di effettivo beneficio, vale la pena? Cioè, secondo me bisogna tenere molto di conto di questa cosa. E poi le riunioni, se le sappiamo fare bene e le gestiamo bene, noi possiamo parlare virtualmente con chiunque, ovunque sia. Cioè, una volta che io ti faccio reperire dove ti trovi il materiale che hai necessità di visionare fisicamente, poi c'è il modo di... Ora poi siamo nel 2022, nulla esclude che a breve con la realtà aumentata probabilmente non avremo neanche più necessità di toccare gli oggetti, Cioè, magari in un momento futuribile neanche troppo in là, chi lo sa, però diciamo che sì, ci sono molti modi, oltre al fatto che le aziende sono fatte di reparti, di dipartimenti, quindi ad esempio mi viene in mente l'amministrazione oppure le risorse umane. C'è necessità di averli tutti chiusi in un ufficio? No, da quello che hai detto no, però bisogna costruire dei rapporti di fiducia, ecco, io credo che sia, visto che non ci si può vedere, ecco. E infatti sì, io dico sempre che la sfida dello smart working non è trasferire i processi dall'ufficio allo spazio in cui i dipendenti scelgono di lavorare e vivere. La vera sfida è costruire un rapporto di fiducia e costruire
un rapporto tale che ci consenta di motivare le persone che lavorano con noi ovunque si trovino nel mondo. Cioè non importa se io sono a Milano, a Padova e la persona che lavora per me è a Buenos Aires, io devo essere capace di costruire la fiducia, devo essere capace di motivare questa persona a lavorare nel miglior modo possibile. Come si fa questa cosa? Esatto, faccio un esempio, Laura, perché tu tutti i giorni lo fai questo. Sì, cioè, allora per me la cosa più importante è che la persona che dirige l'azienda o il manager che dirige il team di lavoro, perché tutti mi dicono, vabbè, un conto è l'azienda di piccole dimensioni, ma saremmo tutti d'accordo sul fatto che sì, anche le aziende di grandi dimensioni hanno comunque un manager che dirige un'area che è comunque composta da un numero limitato di persone. Che cosa dovrebbe fare idealmente la persona che guida un team? Guidarlo, per l'appunto, in senso etimologico, e concentrarsi sul come può aiutare le persone che lavorano nel proprio team a rendere il massimo, ad essere più produttive, più efficienti ed efficaci in ciò che fanno. Come si fa? È facile, basta chiedere, basta ascoltare veramente. Bisogna avere un ascolto realmente attivo. Cioè, cosa significa? Significa che io non ti ascolto per darti una risposta, ma se tu, dipendente, mi stai dicendo che hai difficoltà, riscontri delle difficoltà a raggiungere un dato obiettivo o un dato scopo, un dato compito che ti viene assegnato, io mi devo porre nel cercare di capire come posso aiutarti, quindi nel fornirti lo strumento adeguato e anche nel capire se la richiesta che ti ho fatto è effettivamente sensata o meno, perché la cosa che è veramente importante quando si lavora in smart working è concentrare le proprie energie sul condividere gli obiettivi con le persone con cui si lavorano, perché se io ho degli obiettivi esagerati rispetto a quelli che sono i reali, diciamo, obiettivi che può raggiungere la persona che lavora per me, sarà sempre frustrata perché non li raggiungerà mai e non andremo mai a creare un rapporto di reale collaborazione e motivazione. Anzi, il fatto di essere molto precisi, e magari dopo ne parleremo meglio, è fondamentale, perché nel momento in cui le aspettative sono ben chiare, l'obiettivo è condiviso, è chiaro che il dipendente è più motivato a raggiungere, no, lo scopo ed è più in qualche modo proattivo, soprattutto poi se, come abbiamo detto all'inizio, io lo coinvolgo nella creazione del processo di lavoro, perché l'abbiamo fatto insieme, quindi se tu partecipi alla creazione del processo sarai più stimolato o stimolata nel raggiungere l'obiettivo. Sì, certo, perché non ti senti in un ruolo passivo, cioè... Esatto. Capisco. Allora, a proposito di ascolto, questa è una vignetta, direi, apparentemente simpatica, invece contiene una verità assoluta. Ma proviamo anche a leggerla per i nostri, per chi ci sta seguendo in streaming. Allora, il metodo gentile oltre l'agilità dei processi. Partiamo dal titolo della tua slide? Sì. Sì, di fatto, cioè, quello che penso io è che bisogna essere gentili quando si ha a che fare con le persone, perché ricordiamoci che i dipendenti e le dipendenti sono prima di tutto persone che hanno quindi dei bisogni che vanno oltre le 8 ore lavorative. Una cosa che ha molto cambiato, ad esempio, la produttività all'interno della mia azienda è stata quella di ascoltare i bisogni delle persone, cioè, ad esempio, c'è chi ha bambini, quindi chi ha figli, c'è chi ha genitori anziani, c'è chi per esempio è più mattutino e chi invece preferisce lavorare la sera. Non è difficile, basta cercare di ascoltare i bisogni dell'altro e per esempio capire che se una persona è più produttiva alle 11 rispetto alle 8 mi è sufficiente spostare l'orario delle riunioni con i clienti o ad esempio semplicemente vado in qualche modo ad assecondare i bisogni di chi effettivamente devo portare il bambino o la bambina a scuola. Ottimo, io faccio in modo di assegnarti degli obiettivi o comunque delle attività da svolgere in un orario diverso. Questo fa sì che tu fai la tua attività di diciamo genitore in modo sereno e poi quando lavorerai sarai più produttivo perché ti sentirai sereno o serena nella svolgere la tua attività, che sembra una sciocchezza, ma prima che dipendenti, io dico sempre, io odio il concetto di risorsa umana, perché risorsa umana siamo persone e quindi se io sono attenta alla persona, all'essere umano che lavora con me, sicuramente anche chi lavora con me avrà veramente un'attenzione nei miei riguardi e in quella dei clienti che sarà altrettanto di valore rispetto a quella che io do a lei o a lui. Naturalmente queste regole valgono anche in presenza, no? E Nei ovviamente luoghi di lavoro, valgono. non soltanto. Allora partiamo. Merce, hai una macchina da cucire, dice stupita, no?
Non è mia capo, dice, è di mia madre. Perché non mi fai un costume da pattinaggio, Mercy? Io non so cucire, capo. Voglio fare un figurone per la gara. Che ne dici di un costume rosso? Continua il capo, giusto? Ecco, puoi farmi un vestito rosso pieno di lustrini. Tu non sei una che ascolta molto, capo. Ecco, l'abbiamo un pochino recitata, però insomma è giusto per dire che l'ascolto è importantissimo, ascolto attivo, come posso aiutarti a... Esatto, Quindi- cioè è inutile che, sì, ok, io posso avere la macchina da cucire, ma se non so cucire è inutile, mi stai assegnando un compito che non solo non so svolgere e che quindi in qualche modo mi mette in difficoltà, ma questo chiaramente non crea un rapporto di fiducia tra me e te, tra me capo e te dipendente, perché chiaramente ti sto chiedendo qualcosa che va oltre la tua capacità e quindi in qualche modo sicuramente disattenderai le mie aspettative, ma anche io io capo disattendo le tue dipendente perché vuol dire che non ho capito quali sono i tuoi limiti e quali sono le tue competenze. Senti, prima di passare alla prossima domanda, vorrei fare un piccolo passo indietro, tornando più o meno alla prima domanda che ti ho fatto, ma le aziende, quello che noi facciamo adesso, a parte, è smart working? Questa è una bellissima domanda. No, nessuno in pandemia ha fatto smart working. Che cosa ha fatto? Hanno fatto telelavoro. Perché? Qual è la differenza? Allora, il telelavoro consiste nel trasferire a casa i compiti che si svolgono in ufficio, quindi avere gli stessi orari di lavoro e lavorare con le cosiddette ore uomo, cioè vengo pagato per le ore che svolgo. Lo smart working non ha niente a che fare con le ore lavorate o il luogo in cui io svolgo il mio compito. Lo smart working si basa su un lavoro per obiettivi, quindi tutta la mia attività io la posso svolgere negli orari che preferisco e chiaramente nel luogo che preferisco. Di fatto io non ho l'obbligo di lavorare dalle 9 alle 18, né dalle 9 alle 18, quindi non è legato all'orario, è proprio legato a quando raggiungo il mio obiettivo. Questo perché è fondamentale? Perché essere smart, per esempio, come dicevo prima, è lavorare nell'orario in cui si è più produttivi. Cioè io lo so quando sono più produttiva. Io per esempio sono una che preferisce lavorare di più la mattina a determinati compiti, mentre il pomeriggio lo dedica ad altri, no? E mi conosco e quindi gestisco in questo modo il mio lavoro. Non è detto, cioè oggi sto lavorando dal Veneto, ieri lavoravo da Milano, nei prossimi giorni sarò a Bologna, cioè di fatto io comunque raggiungo i miei obiettivi, comunque svolgo le mie attività a prescindere da dove sono. Questo è essere smart e concentrarmi sugli obiettivi del lavoro, non le ore che lavoro, anche perché sembra una cosa tautologica e un po' sciocca, ma di fatto quello che io riesco a svolgere in 4 ore, c'è chi magari lo svolge in una o chi lo svolge benissimo in più giorni e chiaramente ecco perché dicevo prima è importante parlare e condividere gli obiettivi e le aspettative. Sì, poi immagino anche la curiosità che mi viene un po' anche da giornalista è che ci si organizzi anche a casa, cioè c'è tutto probabilmente un rituale per riuscire a produrre di più, a stancarsi di meno con il mezzo del computer, insomma è tutto molto adattabile, no? Si può fare e anche le resistenze che possiamo un attimo opporre perché per forza non è un metodo che ancora credo che siano superabili da quello che dici, abbiamo capito che insomma... Sì, no, sicuramente si gioca molto su tanti piani, no? In qualche modo è vero che si ha una sorta di resistenza anche legata proprio allo strumento, no? Noi ci immaginiamo andare in ufficio in giacca e cravatta oppure ben vestiti con la nostra anche tuta da questo vorrei affrontare con te poi, il nostro magari modo di intendere un look che deve essere professionale. Sì. È professionale ma magari si può fare anche una cosa diversa. No, ma per questo dicevo, la cosa interessante è questa, no? Se io sono mediato da uno schermo, io comunque sono sempre io, cioè io dipendente comunque ho diciamo, degli obiettivi da raggiungere, no? Io capo ho sempre delle informazioni da dare. Cambia il modo in cui lo faccio, ma non cambia cioè, l'obiettivo finale del lavoro, no? Evidentemente. Chiaro è che ad esempio all'interno della mia azienda c'è chi ama i pie, la pois, c'è chi ama essere sempre perfettamente truccata e bellissima quando fa le riunioni di team, c'è chi ha il gatto in braccio e chi è assolutamente, non so come dire, è l'espressione di chi siamo, no? E quindi in qualche modo...
abbattono anche dei muri questi animaletti in casa a volte, no? Sì, Nel no, senso certo. sentono Diciamo un che la pochino di più. pandemia e il telelavoro ci hanno buttato in questa dimensione che per alcuni è stata traumatica, perché c'è anche da dire che chi non è abituato nella gestione dello spazio del lavoro si è ritrovato magari con i bambini urlanti nella stanza, il gatto che passava e quindi non è stato in grado di organizzarsi, ed è questo che ha spaventato. E per tornare alla domanda, sì, è necessario crearsi un proprio spazio di lavoro. Ecco perché la differenza anche con telelavoro e smart working è importante, perché di fatto se io sono abituata a lavorare smart, magari il mio ufficio è il mio computer, il mio cellulare e i dispositivi di cui ho bisogno, li apro in questa stanza e posso lavorare. Chiaro è che se sono chiaramente abituata a farlo, lo faccio quotidianamente, sono una dipendente, magari non ho necessità di viaggiare o spostarmi per lavoro, io mi creo il mio spazio in casa. Perché? Perché ad esempio lavorare, sappiamo tutti che lavorare molte ore al computer può dare problemi alla vista, alla schiena, quindi in qualche modo io mi creo il mio spazio ideale, che è ovviamente l'ideale per lavorare è diverso da ognuno di noi. Cioè, un altro dei motivi che a me ha spinto personalmente a scegliere lo smart working è che io, quando ho lavorato in azienda, perché prima di fare l'imprenditrice ho lavorato tanti anni in azienda, lavoravo in uno spazio nel cosiddetto open space, che per me sono la morte intellettuale, nel senso che io ho grande difficoltà a lavorare in open space, con la scrivania rivolta verso una parete, che per me era oggettivamente alienante, anche perché faccio un lavoro comunque creativo. Quindi ho sempre pensato a me alle pareti piacciono, che ne so, le paperelle colorate, e magari la mia dipendente invece lavora meglio se dalla finestra vede il porto di Napoli, e un'altra lavora meglio se alle pareti ha solo riproduzioni di quadri di Kandinsky. Cioè, a me cosa cambia? Cioè, di fatto ognuno ha il proprio spazio ideale di lavoro. C'è chi ha bisogno dell'assoluto silenzio, chi invece sceglie di avere la musica in sottofondo. Cioè, a me cosa cambia? Niente, l'importante è che raggiungi l'obiettivo. Chiaro è che lato dipendente invece è importante che io, imprenditore, ti dia tutti gli strumenti per chiaramente crearti la postazione ideale, per cui ti fornisco tutto ciò che ti è necessario per lavorare, strumenti che hanno a che fare, che ovviamente a seconda del settore saranno strumenti diversi, ma che ti permettono di lavorare perfettamente da casa come se tu fossi alla scrivania dell'ufficio, però con appunto l'agio e la comodità di autogestire il tuo spazio. Sì, c'è una grande libertà mentale, vero, in questo nuovo modo di pensare il lavoro, in effetti. E, tenendo sempre conto dell'internazionalizzazione, quindi lavorare, cioè le aziende che devono comunque calarsi in questa realtà all'estero. E con lo smart working quindi cambiano i processi aziendali e non c'è niente da fare, no? La gestione delle relazioni a distanza sia con i fornitori, sia con i dipendenti, collaboratori, con le reti vendita italiane, ma anche quelle all'estero, appunto. Questo che implicazioni ha, Laura? Beh, allora, in primis la cosa da tenere bene, diciamo, sempre a mente è che la nostra comunicazione, come vi ho detto e vi ripeterò fino alla fine, fino allo sfinimento, è che è mediata, no? In qualche modo io sono mediata dal computer, sia che facciamo una videoconferenza o che ti scrivo una comunicazione, io sono mediata da uno schermo. Questo cosa implica? Implica che io devo essere più brava a comunicare, devo essere più precisa, e sembra una sciocchezza, ma veramente una virgola cambia il senso di una frase, no? Quindi nel momento in cui io comunico devo essere molto attenta a come lo faccio, devo essere molto chiara rispetto a ciò che voglio e ciò che mi aspetto, no? Quindi questo prima di tutto. Seconda cosa, è chiaro che se il mio team è distribuito su più nazioni nel mondo, non è complesso, basta avere un gestionale o anche semplicemente, ormai qualsiasi smartphone permette di averlo, una scheda di riepilogo con i vari fusi orari, quindi magari so che un determinato team dislocato nella parte est del mondo avrà un orario e quello dislocato in altre nazioni ne avrà un altro. Poi voglio dire, parliamo comunque di creare, per questo dicevo anche prima, dei team di lavoro operativi che hanno delle loro procedure, in modo tale che possano assolutamente gestire i flussi di lavoro in modo molto molto diciamo fluido. E senza perdere ore di sonno. Esatto, poi, no? assolutamente, no? Assolutamente. Anche perché, voglio dire, tutti abbiamo clienti all'estero
Noi abbiamo tantissimi clienti negli Stati Uniti o in Germania, o chiaramente in Germania il problema non si pone, ma negli Stati Uniti chiaramente c'è un grosso fuso orario, non è un problema, semplicemente sappiamo che quando abbiamo necessità di parlare con il cliente di New York, le riunioni si fanno dalle 4 del pomeriggio in poi, quindi ad esempio insomma, si cerca in qualche modo di venire incontro alle esigenze di tutti, cioè si fa con i clienti, con i dipendenti è ancora, diciamo, ancora più facile, perché in qualche modo se siamo stati bravi nell'organizzare il lavoro generale, sappiamo già, diciamo, che possiamo organizzare le cose in un determinato orario rispetto ad un altro. Tra l'altro hai citato un po' di paesi. Chi è il paese più smart? Bellissima domanda. Perché ci viene in mente l'America, ma magari non è così. Ma in realtà Vediamo. noi italiani saremo quelli più smart di tutti, perché siamo famosi nel mondo per essere bravi nel trovare soluzioni creative ai problemi. E questo in realtà ci creerebbe un grandissimo vantaggio anche rispetto alle altre nazioni. Il problema è che abbiamo una grossa resistenza di tipo culturale. C'è molto, diciamo, l'idea che se io controllo le persone, allora producono di più. Non è vero, non è assolutamente vero, anzi, soprattutto in ufficio si tende a volersi alzare, a fare la pausa caffè con i colleghi, alzarsi a fumare la sigaretta, a interrompere l'attività, perché voi pensate che i vostri dipendenti in fabbrica non guardino il cellulare, il feed di Instagram, lo fanno lo stesso. La differenza è che sono chiusi all'interno del posto che decidete voi, quindi questa Perché è la lo devono differenza. fare anche molto in fretta. Lo devono fare molto in fretta. Di fatto, se io ti do la libertà di gestirti anche il tuo spazio di, diciamo, ricreativo in modo autonomo, non inficia sulla produttività e sul resto del lavoro, quindi assolutamente. Senti, prima di passare a questa slide che è molto interessante, colgo uno spunto che mi hai detto, perché le virgole cambiano, ecco. Mi pare di capire che è diventato, cioè la virgola per te è molto importante anche nella selezione del personale, no? No, beh, assolutamente sì, cioè il fatto è questo: se io ho bisogno di lavorare con persone che sanno comunicare bene con me e con i clienti, è chiaro che è importante il modo in cui scrivono, no? Perché alla fine molte comunicazioni, soprattutto con i clienti, avvengono tramite mail, no? Questo nella maggior parte delle aziende ormai. Quanto è veramente strategica un'email oggi? Tantissimo, ma non solo le email legate al marketing, ma proprio anche le mail legate alla produttività, alla gestione di un progetto o di un lavoro, motivo per cui per me è fondamentale la competenza linguistica, l'italiano in primis perché siamo un'azienda italiana, ma di fatto anche tutte le altre lingue, no? Noi gestiamo svariate lingue europee, dall'inglese allo spagnolo, al francese, eccetera, eccetera. La competenza linguistica per me è tutto, perché se io non so comunicare in modo efficiente ed efficace, Da filologa non potrebbe essere altrimenti, ma poi anche da comunicatrice, comunicatore, non potrebbe essere altrimenti. Quindi una virgola potrebbe davvero cambiare un destino. assolutamente sì, sì. Per non parlare della consecutio temporum. Ecco, facciamo un excursus di italiano adesso, di linguistica. Allora Laura, io vedo dei punti molto interessanti, proviamo a contestualizzarli. Adesso passiamo infatti a un'altra domanda, perché è l'inclusività come valore per raggiungere gli obiettivi. Ecco, l'importanza, io credo che dobbiamo partire dal fatto che inclusività è acquisire conoscenze, però... Sì, diciamo che oggi si parla molto di diversity e inclusion all'interno delle aziende, no? Sempre da un punto di vista come se essere inclusivi sia una sorta di bisogno per essere buoni, per essere... No. In realtà è un grande vantaggio, cioè io da imprenditrice capisco che è un grandissimo valore aggiunto, cioè io direi che andrebbe anche in qualche modo superato il concetto di inclusività, perché la diversità in azienda è un enorme valore. Voi immaginate di lavorare con dipendenti sparsi nel mondo. Cosa significa? Significa per esempio che hanno usi, costumi diversi dai nostri, feste religiose diverse, un background culturale diverso e anche un bagaglio esperienziale proprio, legato anche alle modalità di lavoro. Questo portato in azienda, così come tante altre diversità che sono la differenza di genere, l'età, l'orientamento sessuale, sono tutte cose che portano in azienda un valore aggiunto, perché tutto ciò che è diverso ci insegna qualcosa che non conosciamo banalmente, ed è diverso semplicemente perché non lo conosciamo. Quindi secondo me, sempre nell'ottica di creare un team coeso, effettivamente equilibrato, e che comunica in modo veramente rispettoso di tutto quanto, dei bisogni degli altri, si può veramente raggiungere degli obiettivi sempre più ambiziosi, perché nel momento in
in cui io conosco qualcosa di diverso da ciò che è noto, è chiaro che mi sto aprendo una porta nuova, no? Una nuova opportunità. Quindi in realtà io vedo l'inclusività e la diversità in azienda come un'opportunità, una grossa opportunità che magari a volte ci lasciamo sfuggire o per magari dei preconcetti o anche semplicemente perché non ci pensiamo. E quindi assolutamente sì, un'attenzione particolare a questa. È chiaro che io, avendo un team di tutte donne, ambisco ad avere la quota azzurra che mi serve appunto per riequilibrare anche l'inclusività all'interno dell'azienda, ma credo veramente che le persone, no, nella loro unicità, se valorizzate, quindi creando un vero rapporto di fiducia, no, che in qualche modo si viene a instaurare anche semplicemente perché la persona in smart working, il dipendente in smart working, in qualche modo è già responsabilizzato. Il fatto di essere autonomo, di autogestire il proprio tempo, fa sì che la persona diventi una sorta di mini imprenditore di se stesso. Quindi se siamo veramente bravi, cavolo se mi porta valore nella sua diversità, magari anche clienti, perché no? A noi ad esempio capita spesso che persone che anche hanno un ruolo molto diverso, ad esempio io ho una ragazza che si occupa di scrivere contenuti, quindi non c'entra niente con la sfera commerciale, però è molto brava ad esempio a gestire contenuti suoi personali sui social. L'altro giorno nel weekend ha trovato una super, diciamo, occasione di business e praticamente ha creato una connessione super che probabilmente ci aprirà una strada nuova e diversa. Questo perché lei in qualche modo è responsabile di un'area e si sente in qualche modo, ed è veramente parte del team e quindi mi porta valore nella sua diversità, per esempio nel seguire una persona che magari io non seguirei sui social. Banale, ma è comunque un valore aggiunto. Tra l'altro tu Facebook l'hai scoperto davvero prima di tutti, eh? No, vabbè. Parli di social, eh? Sì, no, io non sono una grande, io lo dico sempre, non sono amante dei social, però bevo, quindi assolutamente sono una persona socievole. Non amo molto i social perché è un tipo ecco, quello è un tipo di mediazione di vita personale che non amo e poi tendo, non lo so, anche se non sembra, ad essere una persona piuttosto riservata. Detto questo, sono uno strumento utilissimo per le aziende, quindi a livello aziendale chiaramente ne faccio uso. No, anzi scusa, nel 2003 quando tu hai cominciato un po', diciamo, a lavorare sulla serie eccetera, non c'erano neanche i social. No, non esistevano. Quindi tu, No. esatto, quindi hai superato anche... Ma in realtà la SEO mi è servita a questo, perché all'epoca non esistevano i social, cioè oggi se trovassi un cagnolino, un gattino abbandonato lo metterei su Facebook o su Instagram. All'epoca dove lo mettevo? Quindi per quello ho avuto la necessità di aprire un sito per mettere gli animaletti abbandonati, perché raccontavo le storie e li facevo trovare, ed è molto prima che nasce, cioè il 2003, Facebook è nato 5 anni dopo. 4-5 anni dopo. Per poi, come si dice, diventano rami di attività, no? Poi certo, queste. certo. Senti, alla luce di tutto quello che ci hai illustrato finora, si può parlare di una nuova cultura d'impresa? Beh, assolutamente sì. Secondo me oggi è importante ragionare in una nuova ottica, cioè pensare al lavoro in un altro modo, partendo da quelli che sono gli obiettivi e non più le ore lavorate, cercando proprio di rivedere il processo di lavoro, no? Cioè si parla tanto ad esempio dei cosiddetti obiettivi, degli obiettivi smart, no? Il fatto di essere bravi nel gestire l'obiettivo e nel essere in grado di monitorare l'attività, no? Perché uno dei grandi crucci di tutti coloro che lavorano in smart working e non erano abituati a farlo o che sono passati in modo repentino al telelavoro è: ma come controllo i dipendenti? Ecco, se siete bravi nel condividere gli obiettivi che siano sempre specifici, misurabili, attendibili, quindi sensati, rilevanti per il vostro business e con un timing, quindi con una data di inizio e fine molto specifica, assolutamente sarete in grado di monitorare l'attività di tutti, quindi assolutamente concentriamoci sugli obiettivi, non più sulle ore lavorate, cioè facciamo un salto quantico in questa nuova era, quindi assolutamente sì. Per quanto riguarda... Sì, no, mi ha colpito molto questa... Sì, questa è una citazione di Bauman che mi piace molto e ci credo tantissimo, no? Cioè il fatto che le relazioni umane, quindi anche quelle di lavoro, si basano sulla comunicazione. Quando falliscono spesso è perché comunichiamo male. Io ho tantissimi esempi personali e lavorativi di comunicazioni fallimentari che poi hanno portato a rotture di rapporti. E quando ci ripenso a posteriori dico sempre, se mi fossi concentrata, quanto mi concentro sul comunicare con le mie dipendenti in altri ambiti, probabilmente tutto andrebbe
sarebbe benissimo, ma questo è veramente importante, perché spesso a volte, cioè, il fatto già solo di essere persone diverse fa sì che abbiamo punti di vista diversi sulle cose, e quindi ci rende chiaramente, dico sempre, non sono nella testa delle persone che lavorano per me, quindi chiedo che cosa può aiutare, che sembra veramente una sciocchezza, ma a volte fa la differenza. Questa è la nuova cultura? Già, io volevo provato a riassumere quelle che sono per me 3 idee che potremmo applicare tutti alle nostre aziende, a prescindere dal tipo di azienda che abbiamo, a prescindere dai paesi del mondo in cui esportiamo, nei quali vogliamo, diciamo, diventare, appunto, così portare il nostro business. Ci sono 3 cose che secondo me sono veramente importanti. La prima è il concetto di gerarchia. Oggi il modello di gerarchia, secondo me, dovrebbe essere superato, dovremmo veramente concentrarci su un modello orizzontale, cosiddetto orizzontale, egualitario, cioè le persone sono importanti a prescindere dal ruolo che rivestono, e quello che conta veramente è il risultato, no? Il famoso obiettivo di cui parlavamo prima. Perché? Perché non è detto che il nostro apprendista non abbia l'idea geniale che può veramente svoltarci il business, non è detto che le persone all'interno della nostra organizzazione non possano portare anche di più di quello che fanno in relazione a semplicemente qual è il loro ruolo, no? Io una cosa che dico sempre è che spesso il comparto produttivo, soprattutto nelle grandi aziende, ma anche nella mia che è piccola, cioè che è mediamente piccola, non hanno la visione di quello che succede all'apice dell'azienda, no? Quindi a volte non condividono, cioè non sanno semplicemente quali sono gli obiettivi di business dell'azienda in modo specifico, che siano di fatturato, di crescita, o comunque anche di, appunto, colonizzare nuovi paesi. E questo è un grave errore, perché se noi comunicassimo a tutta la filiera quali sono i nostri obiettivi, intanto il valore di tutti avrebbe, appunto, un peso specifico, ma poi renderemmo responsabili tutte le persone di quello che è il successo dell'azienda. Poi attenzione, non vi sto dicendo di legare i premi produttivi agli obiettivi generali di business, no, assolutamente, anzi, io cerco sempre di spacchettare anche i premi di produzione legati ad aree specifiche. Questo è molto importante, perché alla fine, ai noi, comunque lavoriamo per il denaro, e quindi anche questo è importante, quindi rendere, intanto ovviamente chiaramente pagare le persone equamente a prescindere dal loro genere, quindi uomini e donne li paghiamo tutti nello stesso modo. Detto questo, è chiaro che è importante dare dei premi legati agli obiettivi specifici che abbiamo definito prima, no? Quindi se io ti do un obiettivo che è misurabile, che abbiamo definito insieme, che è attendibile, che quindi tu sai di poter raggiungere, io ti do anche magari a fine anno degli obiettivi, cioè un premio, sulla base magari degli obiettivi che hai raggiunto. Questo chiaramente incentiva molto le persone. E poi, e quindi in qualche modo ti premio a prescindere diciamo, dal punto della catena nel quale sei all'interno dell'azienda. E poi questo permette anche alle persone, diciamo, che hanno un livello meno alto, no? E quindi che non hanno un livello manageriale, magari di essere più produttive, veramente più proattive all'interno del lavoro. La seconda cosa fondamentale, soprattutto quando siamo in smart working, è quella di condividere le esperienze e le competenze, no? Ce lo siamo detti prima, la diversità è un valore, ma anche la competenza è un valore. Se io ho un modello orizzontale, lo stagista magari ne sa più di me di un dato argomento, perché è più giovane, perché ha una formazione magari diversa, perché è appassionato di un tema, assolutamente. Quindi una cosa importante che fa molto team, perché l'altra grande problematica del lavoriamo a distanza è: ma io come formo il team, come faccio coesione, come faccio a creare un team che funziona in questo modo? Condividiamo le esperienze, condividiamo le competenze, creiamo dei momenti, delle micro riunioni in cui, a prescindere dal grado appunto, che si ha all'interno dell'azienda, si condivide la propria competenza. E questo serve a 2 cose. In primis, stiamo dando valore alla persona che lavora per noi, al professionista o al nostro dipendente. Dall'altro stiamo dicendo a tutto il resto dello staff che quella persona lì può diventare il nostro referente per un dato problema, e quindi se durante la mia attività, chiuso nella mia stanzetta, dovessi avere un problema proprio su quella cosa, mi ricordo quel giorno in cui abbiamo fatto formazione su, e magari Pinco è particolarmente competente su una cosa, Pallina lo è su un altro, no? Però in qualche modo do valore sia alla persona, ma creo anche una sorta di circolo virtuoso. Quindi questa secondo me è una cosa molto importante, oltre al fatto che veramente porta vero valore. Ultima cosa, per me nell'azienda una cosa che deve essere assolutamente prioritaria è la gentilezza.
In primis perché siamo persone e tutti vogliamo essere trattati con gentilezza, ma in secondo luogo essere gentili cosa significa? Significa ascoltare gli altri, come ci siamo detti prima, significa cercare di aiutare le persone a rendere di più, ma significa anche creare un ambiente veramente sano di lavoro in cui le persone lavorano in modo felice, sereno, e un dipendente felice e sereno lavora meglio e lavora di più. E questo non significa non ovviamente far emergere le criticità lì dove ci sono, ma si fa emergere le criticità con gentilezza. Sì, un'altra cosa e molto con assertività, importante, è un certo. altro dei termini, no? Riuscire a non ad imporsi, ma a dire la propria, giusto, senza prevaricare. Anche Io una questo cosa che consiglio sempre di fare è questa. Le persone si lodano in pubblico, si sgridano in privato. Questo sia che si lavori in azienda, sia che si lavori in smart working. Bisogna sempre trovare un momento all'interno della propria settimana lavorativa per elogiare le persone con le quali si lavora, ovviamente sempre diciamo di fronte agli altri, perché assolutamente va fatto. E quando però si rimproverano le persone, si rimproverano ovviamente sempre nell'ottica dell'evento specifico, e si fa in privato, ok? Mai in pubblico. Certo. Questo è un atto gentile che a noi che può sembrare una sciocchezza, ma che fa la differenza, perché chiaramente si parla comunque sempre di persone, e io trovo che questo sia veramente una chiave di volta. Ma non solo. L'altra cosa che ci si potrebbe impegnare a fare, che io mi sto impegnando a fare anche tutto sommato in ottica più recente, ho imparato che dedicare dei momenti, dei cosiddetti one-to-one, in cui dedico del tempo, il mio tempo, ad ascoltare le persone che lavorano con me, e a veramente recepire un feedback attivo su quello che è l'andamento dell'azienda, le mie scelte, i processi che stiamo seguendo, ha portato a tanti cambiamenti, ovviamente anche di valore, ha portato a tante riflessioni in entrambi i lati, e quindi in qualche modo si cresce insieme, ovviamente sempre in modo gentile, educato e con grande rispetto. Allora, abbiamo visto che il concetto di smart non vuol dire solamente lavorare in uno spazio privato a casa, cioè abbiamo visto che include veramente moltissimi aspetti. Prego. No, c'era un'altra slide, pensavo. No, assolutamente sì, no, sono d'accordo. No, allora, questa è una mia citazione, scusate se termino in modo così un po' autoreferenziale, ma credo che questo un po' riassuma quello che ci siamo detti oggi, e che secondo me sono le cose realmente importanti, no? Cioè quello che vorrei che passasse come messaggio è questo: lavorare a distanza, guidare un insieme di persone che non sono fisicamente nel nostro spazio. È importante avere chiarissimo che noi non stiamo trasferendo cose da fare, no? Non stiamo ragionando sulle cose che devono fare, stiamo cercando di concentrarci sugli obiettivi, no? Quindi il nostro compito è quello di essere chiari quando comunichiamo, chiari nei nostri obiettivi, nelle scadenze, e dobbiamo imparare, se non lo sappiamo fare, a saper ascoltare, perché è veramente, veramente importante. Sì, infatti tu hai puntato molto, hai insistito molto sul concetto dell'ascolto. Senti Laura, più o meno in chiusura, come possiamo riassumere, cioè un'azienda che vuole internazionalizzare con lo smart e questa modalità di lavoro è uno strumento efficiente, efficace, penetrante? Come possiamo... Assolutamente sì, perché come ci siamo detti all'inizio, appunto possiamo attingere ai professionisti migliori, possiamo effettivamente diventare anche più attrattivi rispetto ad aziende che non scelgono lo smart working e che anzi magari costringono in qualche modo i dipendenti in una sede fisica, quindi diventiamo più attrattivi verso appunto i professionisti. Ma altra cosa, riusciamo ad essere anche più competitivi da un punto di vista di costi, no? Perché l'altra cosa che non abbiamo detto è che io azienda, è chiaro che nel momento in cui abbatto i miei costi interni, chiaramente aumenta il mio profitto, ma posso anche diventare più competitivo da un punto di vista proprio di offerta, quindi riesco chiaramente ad avere anche dei costi diversi per chi lavora con me. Anche in termini appunto per le risorse. Esatto, no? perché Cioè, chiaramente... c'è più disponibilità, esatto. no? Quindi, Esattamente. Esattamente, quindi sì, secondo me anche e soprattutto se si lavora, insomma, d'altronde voi immaginate le grandi aziende, anche le multinazionali che hanno più sedi sparse nel mondo, cioè di fatto l'abbiamo già fatto, lo facciamo già e dobbiamo solo superare il concetto delle mura dell'ufficio. Bene, allora, grazie a Laura Venturini, ricordo, Grazie imprenditrice nel 2014 appunto che ha fondato Quindo, che poi dicevamo Quindo.
E che dire, siamo arrivati alla fine del nostro webinar, come dicevamo prima è il secondo di questo ciclo di incontri organizzato da Venice Promex, appunto Agenzia per l'Internazionalizzazione. Oggi in diretta come la volta scorsa e come lo saremo anche lunedì prossimo 22 con un altro webinar che vi ricordo. 22 novembre, internazionalizzare con la finanza alternativa, guardare il futuro e poi avremo appunto ancora un altro incontro. Intanto vi ringrazio per averci seguito e per averci dato l'opportunità di spiegare che cos'è una leadership smart. Grazie ancora Laura. Grazie e a voi. buon rientro nel tuo spazio smart. E ci vediamo lunedì prossimo qui dallo studio, dal Digital Venice Promex. Arrivederci.